È la tromba di un precario, quella che suona qui a Piazza Ferretto sul palco allestito dalla CGIL del Veneto in occasione della giornata di mobilitazione europea di lavoratori e in chiusura del settembre in piazza. Quando si parla di fuga di cervelli e di arte, ecco, questo è un fenomeno. Tu hai famiglia? Sì, ovviamente. Ed è difficile? Sì, molto difficile, bisogna impegnarsi, però ci si fa, in qualche maniera. Precari dunque, ma non solo. Le cifre sull'occupazione fornite dal sindacato sono allarmanti: 80.000 posti di lavoro perduti, un tasso di disoccupazione salito quasi al 6%, sopra la media del nord, e un esercito di lavoratori protetti da ammortizzatori sociali in via di esaurimento. Sono 200.000 i lavoratori interessati a processi di crisi occupazionale, dai licenziamenti alla mobilità alla cassa integrazione. Aumenta e si è duplicato nel giro di 2 anni il numero dei disoccupati, 50.000 lavoratori in cassa integrazione rischiano di essere scoperti sul versante, diciamo, del sostegno al reddito, e quello che più ci preoccupa è la crescita smisurata di rapporti di lavoro destrutturati che colpiscono innanzitutto le nuove generazioni. L'onda della crisi dunque arriva adesso, con liste di lavoratori in mobilità sempre più lunghe, 50.000 finora, di cui oltre la metà al secondo anno di permanenza in lista. Chi continuerà a non trovare un impiego andrà a ingrossare le fila dei disoccupati, già a quota 134.000. A essere colpite un po' tutte le province, non ultima Venezia. Qui a Venezia è più pesante del resto del Veneto, perché abbiamo le situazioni di crisi presenti un po' in tutte le piccole e medie aziende del manifatturiero, che colpisce il tessile, che colpisce il metalmeccanico, che colpisce anche i settori dell'edilizia e della costruzione, ma poi abbiamo il problema di Porto Marghera, una crisi profondissima perché siamo in presenza di completamente abbandono sulle politiche industriali.